Ramirez, dal primo giorno delle elementari, incominciò di colpo a lavorare. Per la comunità. Faceva i compiti per tutti, altrimenti erano buoni. C'è da fare! Tocca a te, Ramirez. Però l'avevano fatto capoclasse, per cui non si poteva lamentare. Ramirez, assunto a 18 anni nel catasto, saltava non per vizio o qualche pasto, ma per necessità. Sgobbava senza remissione per l'intera divisione. C'è da fare! Tocca a te, Ramirez. Però era impiegato dello Stato e lui non si poteva lamentare. Ramirez, lo stesso giorno in cui scoppiò la guerra, fu pronto per difendere la terra, non di sua proprietà. E quando al fin fu congedato, si trovò disoccupato e il suo posto non c'è più, Ramirez. Però l'avevano fatto caporale, per cui non si poteva lamentare. Ramirez finì con tutti gli altri pensionati al parco ad osservare i fortunati che prendevano il caffè. Però sì, bene di riflesso, il caffè fa male lo stesso e anche a questo rinunciò Ramirez. Però l'avevano fatto cavaliere, per cui non si poteva lamentare.